Il florovivaismo ha tenuto banco il problema della fitodepurazione. Stefano Edel. In Italia l'utilizzo delle acque depurate per fini ambientali e di irrigazione è insufficiente e questo rischia di costarci un'onerosa infrazione da parte della Comunità Europea. Se ne è parlato al Flormart di Padova in un convegno organizzato dall'Associazione dei Consorzi di Bonifica del Veneto che ha destinato circa 300 ettari ad appositi progetti. La denuncia di Bernardo De Bernardinis è precisa. Noi siamo circondati da una fitodepurazione, cioè è la natura stessa che opera processi straordinari di depurazione delle quali noi non ci accorgiamo, e non rendersi conto che questo avviene vuol dire anche sbagliare i conti. La salvaguardia dell'ambiente è alla base degli interventi che i consorzi di bonifica stanno realizzando nella regione e che il presidente di Ambi Veneto Giuseppe Romano riassume così. L'intervento maggiore è quello del bacino scolante in Laguna di Venezia. Riguarda 6 province del Veneto. L'esempio più eclatante sono le 2 cave di Noale, dove sono 38 ettari di bacino di fitodepurazione, e l'altro importante sito è Cadimezzo, che sono 29 ettari. Dal sottosegretario Barbara Degani arriva l'annuncio che un apposito tavolo di discussione è già stato costituito con l'ISPRA e le agenzie regionali per l'ambiente. Io credo che nel Green Act, il prossimo decreto che noi faremo in tema ambientale, sarà presente una normativa sulla fitodepurazione. A Monselice ora per la gara degli scacchi viventi in costume